Educazione e dintorni. Dove c'è un bambino, c'è un'intera società, con Francesca Corbella. Eccomi, buonasera a tutti, bentrovati, spero che abbiate passato una buona settimana. Qui a Milano c'è un sole splendido, spero che anche dove vi trovate voi. Allora, avete sentito tutti nei giorni scorsi la notizia delle 5 ragazze di Monfalcone che vanno a scuola con il niqab, il velo integrale, costringendo peraltro una professoressa a fare l'identificazione ogni giorno in privato, perdendo tempo e sottraendo anche tempo agli altri studenti. Mi premeva riportarvi il commento di Daniele Novara, che io cito spesso per il suo grande buonsenso. Daniele Novara, pedagogista e scrittore di molti libri di pedagogia. Lo dico subito e chiaramente, dice: senza volto non c'è scuola. Ribadisco quello che dissi durante il triste periodo pandemico. La scuola è una comunità sociale, non virtuale. Vi ricordate la didattica a distanza sui computer, no? E come tale chi la frequenta ha bisogno di una continua sincronizzazione neurocerebrale e neurosensoriale per poter mettere in moto quelle componenti che danno vita a un apprendimento condiviso. Valeva al tempo delle mascherine questo discorso, eravamo tutti carcerati dietro le mascherine, immaginate i bambini di 6 anni in prima elementare, e quindi vale anche oggi nei confronti di questo velo o comunque di qualunque altro genere di impedimento alla normale socializzazione di cui hanno bisogno i ragazzi in primis, gli allievi in primis, ma anche chi lavora nella scuola. Insomma, non esiste scuola senza la dimensione dell'incontro vis-à-vis, che permette di trovare il senso profondo della nostra umanità. Non si può derogare a questo principio, pena trasformare l'esperienza scolastica in qualcosa d'altro. Non ci sono tradizioni, religioni o attitudini che tengano. La scuola ha bisogno del volto, dell'incontro concreto fra le persone e fra gli alunni. Così molto secco Daniele Novara. Io convengo con il dottor Novara sul fatto che le aule non siano un luogo di culto. La scuola deve rimanere un'istituzione, è un'istituzione laica, deve rimanere tale, deve promuovere l'apprendimento attraverso l'incontro interdipendente tra gli alunni, tra di loro e tra gli alunni e gli insegnanti, quindi adulti autorevoli di riferimento. Venir meno a questo principio vuol dire preparare le condizioni perché la scuola perda significativamente la sua funzione di scolarizzazione, di apprendimento non solo disciplinare, ma anche al saper vivere, al saper sviluppare le proprie risorse, al saper stare con gli altri, e non deve altresì preparare il terreno perché si radichino delle ideologie. Quindi né Bibbia, ma io dico anche men che meno il Corano, che non ci appartiene nemmeno come tradizione storica. Un'altra notizia, rimaniamo oggi nell'ambito delle notizie scolastiche. Negli ultimi giorni l'Istituto Comprensivo Rita Borsellino di Palermo è finito al centro dell'attenzione perché la dirigente scolastica ha indetto un referendum, chiamato così, tra gli alunni per decidere se mantenere o meno l'uso del grembiule. Dico alunni perché si tratta di una scuola primaria, quindi parliamo di bambini. La decisione è nata dal desiderio di alcune classi, segnatamente del 4º anno della scuola primaria, di abolirlo, e dalla volontà di insegnare ai bambini, dice la dirigente, i principi della democrazia. Allora va benissimo l'idea di educare alla democrazia e alla partecipazione, anche se questo linguaggio mi sa un po' di mi sa un po' di 68, ma va bene, diciamo, sicuramente sono principi validi, ma il rischio in questo comportamento dei professori è quello di attribuire ai bambini una capacità di decisione e anche di astrazione che ancora non hanno sviluppato. Lo dice, lo sostiene anche la pedagogista Antonella Gorrino del CPP di Piacenza, che dice: nella scuola
dell'infanzia e nella primaria il pensiero dei bambini è ancora prevalentemente concreto e quindi legato all'esperienza diretta, a qualcosa di tangibile. Quindi dei concetti astratti come democrazia, come uguaglianza o diversità, o l'idea stessa di una divisa scolastica che è un simbolo di qualche cosa, di un significato altro, sono troppo astratti per essere compresi nella loro complessità da dei bambini di 8-9 anni. Quindi questo referendum diciamo che rischia di trasformarsi più in una scelta superficiale basata su preferenze come il mi piace e non mi piace, a cui ormai i bambini sono tanto abituati, non mi piace il grembiule, non mi piace il grembiule, magari lo preferivo azzurro, invece me l'hanno dato rosso, ecco, piuttosto che su una riflessione consapevole sul significato di indossare o meno un grembiule o una divisa. E quindi c'è un rischio pedagogico, dice la dottoressa Gorrino, si dà ai bambini l'illusione di scegliere in modo consapevole su un tema che in realtà non possono ancora elaborare assolutamente. Inoltre il fatto che gli insegnanti non fossero d'accordo sull'uso del grembiule ha portato a una forte deresponsabilizzazione dei medesimi insegnanti, degli adulti, perché invece di affrontare e risolvere la questione tra di loro si è scaricato il peso della decisione sui bambini. Ecco, diciamo che educare significa anche saper sostenere una presa di posizione e mantenerla con una certa coerenza, perché sottende a dei significati, a dei valori, mentre scaricare e trasferire la responsabilità di una cosa del genere ai bambini vuol dire che questi adulti stanno rinunciando a esercitare quella guida che è essenziale invece che nella scuola ci sia, bella, forte e chiara, perché è necessaria allo sviluppo dei bambini. Un altro oggetto della nostra chiacchierata, il nostro confronto attivo, diciamo così. Il ministro Valditara durante un recente convegno ha affermato che si dovrebbe insegnare informatica anche nelle classi della primaria e che servirebbe approfondire il tema dell'intelligenza artificiale portata tra i banchi. Per fortuna si sofferma a dire bisognerebbe approfondire. Allora, tante volte io mi sono spesa su questa radio con il mio secco dissenso a riguardo della scuola digitale che va a togliere le castagne dal fuoco alla scuola, ma va magari forse diminuendo i costi e facilitando il compito ai professori, ma va assolutamente a metterle, tra virgolette, nella testa o sullo stomaco, se preferite, di bambini e studenti, di grandi e piccoli, insomma. Quindi parlare di intelligenza artificiale nella scuola come se fosse una nuovo traguardo della modernità e dell'avanguardia, diciamo che tirerei il freno a mano a fondo corso. Ora si arriva addirittura a parlare di intelligenza artificiale, cosa contraria a ogni buon senso per chi ha a cuore la crescita sana dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Anche qui in un comunicato stampa del CPP Daniele Novara si esprime in modo tranchant, non le manda a dire a chi affronta le tematiche educative con una certa leggerezza. Tra l'altro il ministro Valditara si era distinto onorevolmente all'inizio dell'anno scolastico perché ha dato una bella sterzata, ha regolamentato decisamente gli smartphone, che aveva già regolamentato l'anno scorso perché ne ha vietato l'uso a scuola, ma addirittura quest'anno ha proposto, credo che la cosa sia andata avanti, di impedirne proprio l'uso fino a 14 anni. Quindi anche Daniele Novara aveva applaudito a questa idea che aveva definito ottima e che ha sostenuto addirittura con un appello che ha raggiunto più di 100.000 firme in Italia per chiedere proprio di proibire
non solo a scuola ma anche fuori dalla scuola, l'uso degli smartphone fino ai 14 anni e addirittura i social media fino a 16 anni. Tra l'altro un percorso che è già stato affrontato ed è in atto in molti paesi, tra cui Russia e Cina, i primi ad agire in tal senso. Loro poi fanno anche in fretta a mettere proibizioni, ma però anche in Australia, in Svezia, in Norvegia. Svezia e Norvegia hanno proprio dato una bella regolata a tutta la faccenda. Dunque è necessario proprio ribadire: la scuola è prima di tutto una comunità sociale, l'apprendimento deve essere esperienziale, deve essere condiviso, deve essere socializzato, ed è proprio l'esperienza diretta condivisa, quindi non solo di laboratori operativi ma anche di esperienze di vita insieme, come per esempio le uscite didattiche, le gite scolastiche, che permettono di attivare degli apprendimenti duraturi che accendono la passione della conoscenza. Dice sempre ancora Daniele Novara: abbiamo tutti e tutte sotto gli occhi come l'esperimento avvenuto con la DAD, la didattica a distanza, vi ricordate, durante la pandemia, e tutti i ragazzi chiusi in casa davanti al computer per ore e ore, che facevano scuola con il caffè latte stravaccati a letto e col computer sulle ginocchia. Ecco, come questa esperienza abbia totalmente fallito, e questo tutti noi, ma a maggior ragione i ministri che sono succeduti, dovrebbero ricordarlo molto bene ed escludere di ripetere questa esperienza, che non è stata utile per niente né alle famiglie né agli insegnanti né agli studenti, è stata forse utile alle aziende. Ecco, alle aziende informatiche intendevo. Bene, allora questa era un'altra notizia, procediamo ancora. Siamo in Cina, dalla Cina con furore. Giungono notizie sulla sperimentazione già in atto in una scuola elementare pilota di apposite interfacce cervello-computer indossabili e portatili, simili a cuffie audio, con le quali è possibile rilevare l'andamento del livello di attenzione degli alunni, registrato in tempo reale in un grafico messo a disposizione degli insegnanti e anche dei genitori. Queste BCI, Brain Computer Interface, sarebbero utili, diciamo il pretesto spendibile è l'utilità nel monitorare il livello di attenzione e di concentrazione nel seguire la lezione del malcapitato studente o alunno, perché si parla addirittura di scuola primaria, quindi i nostri famosi bambini di 6 anni, le nostre caviette. L'interfaccia cervello-computer è una tecnologia che riconosce i pensieri di un individuo, raccogliendo ed estraendo segnali cerebrali, facilitando l'interazione diretta tra il cervello e dispositivi elettronici. E qui nel comunicato si dice interni o esterni. Questo interni mi fa caponare la pelle, perché suppongo che si alluda al microchip sottocutaneo. Il cervello contiene oltre 100 miliardi di neuroni responsabili di varie funzioni cognitive, tra cui il ragionamento, la pianificazione e l'elaborazione del pensiero. Questi neuroni formano intricate reti neurali collegando ricordi a lungo e breve termine. Queste reti possono riorganizzarsi in risposta ai cambiamenti ambientali, influenzando la capacità di apprendimento e lo sviluppo cognitivo. Questo quadro fornisce le basi per l'integrazione della moderna tecnologia intelligente nel sistema di istruzione a scuola, migliorando, si dice nel comunicato cinese, la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento. Ho questo tono vagamente ironico, perché dopo lo sbarco della IA cinese avete sentito il dibattito su DeepSeek,
ora appunto anche e dopo anche le notizie sui microchip sotto pelle, adesso anche l'interfaccia cervello-computer, che suppongo che già esista con diverse applicazioni, ma fuori dalla scuola e fuori dalla testa di bambini di pochi anni. E il problema, appunto, la mia ironia sta per il fatto che il problema che subito intravedo è che il passo successivo sarà l'interfaccia computer-cervello, non soltanto cervello-computer, il che, capovolgendo gli addendi, computer-cervello vuol dire che io dal computer passo al cervello, ovvero inculco ai ragazzi sui banchi di scuola, sempre i miei piccole cave di 6 anni, pensiero, cosa votare, cosa comprare. Quindi capite che il passo sull'omino telecomandato dal computer, dall'intelligentone di DeepSeek, è molto 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 breve. Stiamo attenti. Abbiamo un'ultima simpatica notizia, sempre per stare in ambito educativo. Un coniglietto bianco delizioso, dolcissimo, molto accattivante, è il protagonista di un libro per bambini e fin qui non c'è nulla di male. I libri per bambini sono pieni di coniglietti, di teneri coniglietti, ma Marlon Bundo è l'ultima denuncia fatta, inoltrata da Provita a gran voce, perché Marlon Bundo è un coniglietto a cui non piacciono le conigliette, lui ama i coniglietti, quelli del suo stesso sesso. Quindi Marlon Bundo è la storia di un coniglio gay. Se si potesse comprare in libreria non ci sarebbe nulla di male, dico io, perché il genitore che va a scegliersi questo libro può avere anche quella istanza di libertà. Ma il problema è che gli attivisti LGBT stanno portando la storia del coniglietto gay nelle scuole elementari italiane, a gratis naturalmente, per influenzare la mente di bambini. Sempre alla scuola primaria abbiamo sempre il nostro bimbo cavia di 6 anni che riceve il simpatico libretto. È una vera e propria alfabetizzazione LGBT, come dicono loro e come riporta Provita e Famiglia in un comunicato, e che definisce roba da regime totalitario. Infatti questo tipo di linguaggio ci ricorda proprio, no? La rieducazione, l'alfabetizzazione. Sulla copertina del nostro simpatico libro c'è Marlon Bundo e c'è questo slogan: non importa se ami una coniglietta o un coniglietto, puntini puntini. Ma ce n'è anche un'altra. Lo scorso dicembre gli alunni di una scuola di Lucca stavano facendo lezioni in classe, sempre una scuola primaria, e avvertono dei rumori in corridoio, vanno a vedere incuriositi per capire di che si trattasse e, oh che sorpresa, un Babbo Natale stava distribuendo a tutti un bel dono di Natale tirato fuori dal tradizionale sacco di juta. Ma sapete che regalo era? Era un romanzo con le storie di adolescenti gay, trans e figli di 2 mamme. E quindi qui eravamo, a dire la verità, in una scuola media, quindi ragazzi dagli 11 ai 14 anni, comunque anche nella scuola media diciamo fortemente impressionabili, ecco. Niente, così insomma il comunicato del movimento anti-gender che proprio ieri ha lanciato una mobilitazione contro l'infiltrazione di questi attivisti per portare il gender nelle scuole, e hanno indetto una conferenza stampa davanti al Parlamento a Roma per chiedere una legge per difendere la libertà educativa della famiglia e bloccare viceversa la propaganda gender in tutte le scuole. Bene, io con questa notizia termino, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo giovedì. Da Francesca Corbella, sempre in alti cuori, e buona settimana a tutti su Radio Libertà. Avete ascoltato Largo ai bambini,